In un anno abbiamo dato definitiva collocazione alle apicalità di Venezia, di Dolo Mirano, di Chioggia e di Mestre appunto, con un'equipe di colleghi assolutamente performanti. L'età media è di 53 anni e sono fortemente motivate a dare un cambiamento importante alla rete ortopedica della nostra ULSS. 4 primari nominati nel corso degli ultimi 12 mesi per rinnovare e migliorare la rete delle ortopedie ospedaliere. Con oltre 100 posti letto totali nei 4 ospedali, la rete serve 612.000 abitanti, 161.000 dei quali over 65. Un buon 30-33% over 80. Over 80 e soprattutto anziani soli. Molti vivono da soli in case particolari. Non esiste l'ascensore a Venezia, quindi tutti a piedi, tutti per le scale, e fratture di femore ne operiamo, avete visto i dati, siamo intorno a quasi a 200 casi l'anno. Nonostante questo cerchiamo di mantenere una media alta, perché Venezia, la vedete qua, è isolata. Un problema che va risolto, evidenzia il neoprimario di Mestre. Molte volte siamo costretti a mantenere il paziente anche per 30-35 giorni proprio perché non abbiamo una struttura di riferimento dove mandarlo. Noi dobbiamo avere assolutamente la collaborazione dei fisiatri e delle strutture. 3 gli obiettivi dell'azienda: consolidare la logica di rete, implementare l'attività di impianto protesi, favorire l'integrazione tra la rete delle ortopedie ospedaliere. Chioggia, ad esempio, è già fiore all'occhiello per la chirurgia della mano. La mano è un organo particolare, complesso, richiede passione e dedizione, quindi sì, mi è sempre piaciuta. Sicuramente cercherò di implementare questo servizio anche a Chioggia. Infine la dottoressa Pini, prima donna a capo di un reparto di ortopedia in Veneto e terza in Italia. L'ortopedia di Dolo insieme a quella dell'ULSS sta crescendo, stiamo dando spazio a quello che è la risposta per le risorse che abbiamo importante alla traumatologia, ma anche tutta la parte di protesica di anca.